tutte le sedie occupate fa un bel piacere. Io sono sempre diffidente quando si tratta di prestare l'aula consiliare, perché ci tengo quasi come fosse mia, anche se poi mia in verità non lo è, ne sono solo un custode temporaneo. Però ho deciso di appoggiare l'iniziativa del nuovo gruppo folk San Lussorio, che sta facendo un'importante ricerca sui costumi di un tempo, e devo dire che vederla così ci riporta veramente lontano a vecchissimi ricordi che magari io non ho neanche conosciuto, ma ho vissuto solo dalle fotografie che tutte le famiglie di musei riescono ancora a custodire gelosamente anche. Quindi prima di lasciare la parola voglio salutare Oscar Sanna di Gonnesa, che è uno studioso che onora della sua presenza. Insomma, Maura, sei presidente da poco, ma ti devo fare i complimenti e devo fare i complimenti a tutta l'associazione, perché anche in breve tempo siete riusciti ad iniziare un percorso importante per il nostro paese. Sappiamo quanto le associazioni debbano stare al centro del paese, e ho visto che sia con Ballo su de Brazza, sia con questa iniziativa e sia con le altre iniziative, perché poi lunedì abbiamo un altro incontro, quindi insomma ho capito che non ci si ferma qua. State veramente facendo un ottimo lavoro e vi auguro davanti a tutti un buon percorso a te e a tutta l'associazione. Grazie. Buon lavoro. Allora, vi ho detto che sono la presidente del nuovo gruppo Non si folk sente? San Lussorio, che si è costituito circa 4 mesi fa. Tutto il gruppo ha voluto riscoprire l'abito tradizionale antico museghese femminile e maschile. Ci sono stati d'aiuto lo studioso di tradizioni sarde Oscar Sanna e tutti i soci del nostro gruppo, che con interviste, fotografie, testimonianze anche scritte sono riusciti a trovare notizie e anche abiti femminili. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata e ringrazio tutti i presenti. In particolare il nostro socio onorario Bruno Camedda, che ci sta aiutando nelle ricerche ma anche nel riportare a musei il Ballo su de Brazza. Io mi unisco ai ringraziamenti, perché è doveroso ringraziare sia Cristiano Cani per la locandina, perché ci ha regalato questa bellissima immagine, e anche Sara Secchi, perché grazie a Sara abbiamo ricostruito l'abbigliamento, grazie anche a lei abbiamo ricostruito l'abbigliamento maschile. Allora, io vi farò vedere una breve presentazione del lavoro che è stato fatto qua a Musei per la riscoperta dell'abbigliamento tradizionale. Quasi tutte le fotografie sono state recuperate dai soci del gruppo, scusatemi, mentre per l'abbigliamento maschile abbiamo avuto molte più difficoltà. Infatti poi vi spiegherò il percorso che abbiamo seguito per poter ricostruire l'abbigliamento che troverete qua indossato. Bisogna fare innanzitutto un quadro geografico dove si trova Musei. Siamo all'interno comunque sempre dell'area del Sulcis Iglesiente, però è interessante notare appunto la vicinanza del paese di Musei con il paese di Villamassallo, Domus Novas e Siliqua. Perché questo ragionamento qua? Soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento maschile. Non abbiamo ritrovato nessun capo originale, se non un fazzoletto che ci è stato prestato questa sera, e pochissimi ricordi. Forse qualche aneddoto da parte di signora Gianna, che ci ha raccontato dei ricordi della nonna degli uomini visti usacrazioni di allora. Quindi perché è importante l'inquadramento geografico? Proprio perché, non avendo ritrovato nessun capo originale, per la ricostruzione del costume di Musei ci siamo dovuti basare soprattutto su quelli del circondario. Il metodo che abbiamo utilizzato per riproporvi questi abiti che vedete qua sono state le fotografie che abbiamo ritrovato originali, i ricordi e i capi femminili, tantissimi. Devo dire che la prima volta che siamo venuti a Musei
le avevo detto a Maura, di ai ragazzi del gruppo, ci vediamo in palestra, portate le cose che avete di antico. Sono arrivate persone a bustoni, devo dire la verità, tantissima roba femminile. Questo perché l'abito femminile è stato utilizzato anche in tempi molto, molto recenti, mentre quello maschile è stato dismesso più o meno verso la prima guerra mondiale, quando gli uomini partivano, indossavano la divisa, una volta che rientravano in paese smettevano i costumi che erano molto più scomodi rispetto al pantalone classico della divisa, e da lì hanno adottato un altro tipo di abbigliamento che poi vedremo più avanti. Partiamo dalla nascita dei gruppi folk. Questo più o meno siamo negli anni 70, Don Parodi ha fatto gruppo folk qua a Musei, poi quando è venuto a Gonnesa ha fatto la stessa cosa che a Gonnesa con lo stesso costume. Gli piaceva il broccato a Don Parodi, perché anche a Gonnesa ha fatto costumi di broccato, ha speso tantissimi soldi per niente, perché negli anni 70, quando è stato fatto il gruppo folk, c'erano ancora tantissimi anziani che avevano memoria storica del paese e soprattutto dell'abbigliamento maschile. In questo caso hanno preso modelli e hanno fatto costumi, l'importante era apparire colorati, saltare, fare balli che non ci appartenevano e vestirci così giusto per essere rappresentati nelle manifestazioni folcloristiche, mentre magari ancora qualcuno indossava qualche capo antico perché si intravede nella fotografia. Il problema di queste scelte dell'epoca ce lo siamo portati poi avanti, perché ci siamo basati su quello che era stato fatto negli anni 70, quindi il gruppo folk andava bene così e vestiamoci così. Però, guardando nei paesi vicini, sbirciando dalla finestra nei paesi vicini, notiamo che gli abiti sono completamente diversi. Questi ad esempio sono alcuni uomini di Villa Massargia, si discostano completamente da quello che era il corpetto imbroccato, abiti fuori misura, catenelle, non catenelle. Abbiamo un abito di Foggia Campidanese, gonnellino, giacchette con risvolti di velluto, in questo caso l'utilizzo delle berrite o dei cappelli, che noi siamo abituati a vedere a Teulada, però avete due fotografie di Villa Massargia, tutti e due con i sombreri o con i cappelli a falda, e Villa Massargia non è molto distante da Musei. Guardando un altro paese, lo stesso qua vicino, Siliqua, che anche Siliqua sta facendo un importante lavoro di ricerca e di riproposizione e di ricostruzione degli abiti. In questo caso abbiamo un abito originale e anche questo abito di Siliqua rispecchia la moda di Campidanese e lo stesso modo di vestire che avevano a Villa Massargia, e anche Domus Novas hanno ritrovato tracce di gonnellini. Quindi, nonostante foste all'interno dell'area dell'Iglesiente, vicini ai De Iglesias, quindi gli uomini vestivano alla moda campidanese, mentre le donne vestivano alla moda iglesiente, perché siete proprio un paese di confine. La stessa moda, diciamo, la ritroviamo anche ad esempio a Flumini Maggiore, dove le donne vestono alla moda iglesiente e gli uomini vestono alla moda campidanese, anche lì a Creazione di Aurora. Quindi la ricostruzione dei costumi di Musei si è basata sui modelli dei paesi vicini, semplificandoli, nel senso questo è un modello base che poteva essere utilizzato a Musei, a Villa Massargia, a Siliqua, e infatti è stato ricostruito con i colori tutti neri, anche i risvoltini delle giacche sono state fatte nere, anche se magari quella di Siliqua originale era marrone, però è stato scelto di fare una ricostruzione più semplice e fedele a quello che poteva essere la moda di circondario. Poi questo non vi sto dicendo che il lavoro che abbiamo fatto è questo e basta, è come si dice, è una partenza, da qua si può soltanto che migliorare, perché magari da qui a qualche anno possono saltare fuori i capi originali, quindi ad esempio il corpetto è stato fatto in panno, è una stoffa che non costa tantissimo, quindi magari se da qua a qualche anno dovesse saltare fuori qualche corpetto originale si può riprodurre tranquillamente. Lo stesso magari la giacca, se dovesse saltare fuori una giacca antica di Musei, magari si possono vedere i colori dei bordini, si possono modificare, quindi questo è semplicemente un modello di base semplificato che rispecchia la moda dei paesi circostanti. In testa, vedete, gli abbiamo messo un fazzoletto, perché questa tipologia di fazzoletto risale alla fine del 1800 e inizi del 900, era appartenuto a un signore di Musei, era moda comune soprattutto nel sud Sardegna, che gli uomini indossassero dei fazzoletti
che adesso possono sembrare femminili, però all'epoca li usavano sia uomini che donne. E infatti ci sono alcune fotografie, Caglie di Gonnesa a Monserrato, che ci fa vedere come questi fazzoletti venivano indossati. Questo è l'altro abito che noi chiamiamo mesocostumo, che praticamente sarebbe quando gli uomini smettono l'abbigliamento tradizionale e iniziano a vestire un po' alla moda europea. Però, ingrandendo le fotografie, che comunque qua adesso è un pochino scura, le giacche riportano gli stessi tagli, gli stessi risvolti delle giacchette che aveva ad esempio l'uomo di Villa Massargia, quindi un mix tra abito alla moda sarda e abito alla moda europea. Per quanto riguarda la donna, abbiamo avuto molta più facilità nel ricostruire e nel recuperare i pezzi, e in questo caso è quello che viene detto Sa Strana con Samantiglia, cioè la donna che vestiva l'abbigliamento tradizionale. E qui abbiamo tutte e due le tipologie, una quella più antica, che è questa con le gonne molto più ampie, con colori molto più accesi, e soprattutto il velo bianco annodato, che è una moda prettamente dell'area iglesiente. Una volta che si sposavano, annodavano il velo di tulle, e questo velo di tulle stava ad indicare che la donna era unita in matrimonio, quindi proprio un nodo, un'unione del matrimonio. E questa era una moda molto più antica, che col passare degli anni hanno smesso e hanno semplicemente utilizzato la mantiglia con il velo bianco sciolto, come poi era utilizzata in tutto il resto del Sulcis Iglesiente. Abbiamo ritrovato diverse mantiglie originali. Questa è una fortuna perché non sono così tanto facili da recuperare, soprattutto in questa zona, perché essendo capi che utilizzavano per sposarsi, poi la maggior parte delle volte andavano seppelliti. Invece in questo caso ne abbiamo recuperato 3 o 4 per adesso. Lo stesso i veli bianchi, il tulle, ne abbiamo recuperato tantissimi, soprattutto di questa tipologia molto più antica. Sono fazzoletti che arrivavano già confezionati in Sardegna, sono ricamati a macchina. Uno pensa che il velo antico era ricamato a mano, mentre la maggior parte dei veli antichi erano tutti ricamati a macchina e arrivavano da fuori, perché chi aveva il potere d'acquisto lo comprava già pronto. I veli ricamati a mano nascono anche ad imitazione di questi qua ricamati a macchina, molto più in tempi anche un pochino più recenti. In questo caso abbiamo diverse fotografie che ci testimoniano l'utilizzo di questo copricapo qua a musei. Anche qua un matrimonio, sono tutte con il velo bianco. Questo matrimonio qua a musei, non mi ricordo in che anni, forse anni 40 più o meno. Altra cosa curiosa, tantissime cuffie però di colore, la cuffia siamo abituati a vederla rossa, in rarissimi casi color ciclamino, azzurra però è testimoniata soltanto ad Iglesias, è solo ed esclusivamente con l'abito da Mesugrana, che oltretutto è raccontato dal Casalis e ne esiste un esemplare a Roma. Per il resto nessun altro paese del Sulcis Iglesiente usava la cuffia azzurra per ora. Qua a musei invece abbiamo ritrovato la maggior parte delle cuffie tutte color ciclamino, quindi cuffie che venivano utilizzate per i matrimoni, con nastri addirittura di diverso colore, anche di diverse tonalità, di rossi, di rosa. Ne abbiamo ritrovate davvero tante, con tessuti a fantasia stampate, di seta, di rasi di seta, ed è una cosa molto interessante, soprattutto il fatto che non siano tutte rosse. Qui abbiamo lo stesso, alcune altre fotografie di donne di musei per far vedere appunto la differenza, perché l'abito non era una divisa, le donne non vestivano tutte con lo stesso costume. Era veramente difficile che una signora avesse l'abito identico a un'altra signora, se non negli ultimi periodi dove il velluto, il cotone, nell'ultimo periodo le donne si erano diciamo quasi fossilizzate sugli abiti in Tibet marroni, rossi, marrone, verde e blu scuro, che sono proprio le ultime varianti dell'abbigliamento che hanno utilizzato. Mentre se noi osserviamo bene queste fotografie, già ad esempio tutte queste donne sono vestite diverse una dall'altra e sono tutte di musei. C'è una signora con il grembiule ricamato, c'è una signora che ha un fazzoletto tutto colorato, titurato, e quindi ad esempio l'ultima lo stesso ha un grembiule di cotone colorato, quindi ci fa capire come l'abbigliamento, nonostante fosse schematizzato con quella linea lì, gonna, gippone, grembiule, eccetera, eccetera, però ognuna se lo personalizzava. Vedete anche qua, in questo caso sono tutte vestite diverse.
si recuperavano le perle, quindi da scialli di seta che venivano divisi a metà e venivano utilizzate come perle, come fazzoletti a triangolo, letteralmente perla vuol dire metà, e venivano intrecciate e incrociate davanti al seno. In alcuni casi, come ad esempio, per ora è una delle pochissime foto di donne con gioielli a musei, è interessante anche come indossavano i gioielli. Solitamente noi la spilla, la signora sulla destra, la spilla a forma di fiore, siamo abituati a vederla orizzontale qua nel petto per chiudere la perla, invece questa signora ce l'ha messa al lato, quasi come davvero gli abiti del Campidano, dove indossano le spille magari messe di lato. Comunque è già una cosa particolare anche questa. I gipponi, la cosa che salta subito all'occhio sono i colori. Non abbiamo trovato un gippone uguale, identico all'altro, completamente colorati. Questi sono tra i più antichi per ora che abbiamo recuperato qua a musei, alcuni sono stati prestati da famiglie private, altre dalle persone dei componenti del gruppo. Notate come in occasione festiva, quindi magari nuziale o magari per il fidanzamento, arricchivano le maniche dei giacchini con queste passamanerie che si chiamavano concordias. E infatti ce ne sono anche alcuni esemplari qua, dopo se vi volete avvicinare per vederli. E notate appunto la differenza dei colori. Eravamo abituati a vederlo tutto uguale. Invece immaginatevi una tavolozza di colori, immaginatevi anche un giorno di festa a musei, magari 100 anni fa, dove tutte le signore, magari andando a messa per la festa principale, uscivano con l'indosso questi colori, con questi costumi tutti colorati. Immaginatevi il colpo d'occhio dell'epoca. Questi altri abiti che abbiamo documentato, che quindi ci confermano come venivano utilizzati diversi tipi di tessuti, dal crespo, dalla seta, al velluto. Altri esemplari di gonne. Ce n'è una interessante, che è quella gonna lì sulla destra, che è una gonna di indianina. Purtroppo l'originale non c'è stata messa a disposizione, però grazie a Sara è stata riprodotta ed è questa qua, la stessa identica gonna. È stata riprodotta e quindi ristampato il tessuto. Quindi volendo, se una persona vuole veramente ricostruire il suo abbigliamento tradizionale, non esiste più la scusa di non si trova il tessuto o non trovo quella stoffa lì. Volere e potere, se uno vuole, i materiali si trovano, è che costano troppo. Purtroppo costano troppo, perché quando li senti, ma io volevo la gonna di broccato, innanzitutto bisogna capire che cosa è broccato, se veramente la vuoi in broccato prenditi il mutuo, perché stiamo parlando di abiti che costano veramente tanto. Lo stesso i grembiuli, anche qua ritroviamo dei tipi di grembiule detti a pannello, cioè sono dei tagli di tessuto dove venivano lasciate le cimose a vista ai lati e venivano cuciti aperti con un bordino risvoltato nella parte alta dove veniva inserito un laccetto. Questo laccetto veniva stretto e quindi veniva indossato in base anche alla gonna che si indossava o in base anche alla persona che li indossava, e poi aveva anche la facilità di essere conservato perché veniva aperto e piegato, per quello che quando ritroviamo i grembiuli hanno ancora le pieghe di conservazione. E molto spesso le persone ricche che potevano permettersi più grembiuli o più abiti lasciavano proprio a vista le pieghe di conservazione, proprio a dimostrazione che loro potevano permettersi di avere più abiti e più grembiuli in questo caso, e quindi questo veniva conservato e utilizzato soltanto raramente per le feste. Lo stesso per i fazzoletti, venivano indossati molto spesso anche con le pieghe di conservazione, tant'è che esiste dopo una fotografia di una signora al fazzolettino dove si vede perfettamente che il fazzolettino è stato indossato solo per la foto perché presenta ancora le pieghe di conservazione. Su Mucado di Mannu, questo è un tasto dolente perché all'inizio, quando io ho incontrato i ragazzi del gruppo, ho parlato di questo capo e dicevano no, è impossibile, a musei non esiste questo Mucado di Mannu, non si usava su Mucado di Mannu. Invece abbiamo ritrovato per adesso 3 fotografie, 2 originali, uno in foto e uno è indossato dal manichino, e in più abbiamo anche il ricordo di signora Gianna che questa signora ci ha dato tante informazioni. Questa signora che ci ha confermato di un venditore ambulante che veniva a musei
qua nella piazzetta vicino alla chiesa, e vendeva fazzoletti così, questi mucchioli di manguso, e anche i fazzolettini bianchi, tipo questo, o gli altri fazzolettini neri già pronti, quindi li vendevano già confezionati, arrivavano già pronti, quindi è stata una conferma interessante, perché avevamo il dubbio all'inizio, però dopo che ne sono stati documentati 3 originali e 3 fotografie, abbiamo avuto la certezza che anche questo indumento così particolare veniva utilizzato a musei. Questa lo stesso è una foto scattata nel cortile di casa di Bruno. Molto probabilmente dovremmo essere attorno agli anni 30-40 più o meno, forse o per un carnevale o per Sincresiu, per la Candelora. E questa foto è molto importante perché tutte le signore indossano i fazzolettini. Non ne avevamo ritrovato neanche uno bianco all'inizio, e anche qua a musei non si usava su Mesumucalori, non si usava questo, non si usava quest'altro. Poi per fortuna sono saltate le fotografie fuori, perché se poi noi analizziamo davvero da vicino tutte le signore che sono presenti in questa foto, sono tutte con un fazzolettino di diverso colore. Quindi anche qua, in questo caso ne abbiamo uno originale color panna, però anche qua immaginate la varietà dei fazzoletti, dei tessuti, potevano essere di seta, di cotone, di lanetta, di tibè, a seconda anche quello lì del potere d'acquisto di una persona. E in questo caso ne abbiamo 3 originali, uno bianco, uno marrone e uno nero, che sono quelli che abbiamo poi esposto nei manichini, e 2 fotografie di persone che una le indossa, infatti si nota benissimo la piega di conservazione che vi stavo dicendo prima, e una ce l'ha in mano per la fotografia. Altre tipologie di abiti che si utilizzavano qua a musei sono abiti feriali o quotidiani, quindi immaginatevi la struttura dell'abito come questa che vedete adesso, però con tessuti di cotone un po' comunque più semplici, che venivano utilizzati nella quotidianità. Quindi immaginate per un'occasione, magari per andare a messa indossavano un abito un pochino più semplice, magari per la festa ne avevano altri, però notate anche i grembiuli confezionati con tele d'indiana, quindi con tessuti a fantasia colorati come questi, o comunque la differenza, che vedete come sono particolari con balze, quindi non sono i classici grembiuli lisci che abbiamo visto anche prima. Un'altra variante di abbigliamento di musei che abbiamo rappresentato è quella da lutto. Dobbiamo immaginare il nero non utilizzato esclusivamente per il lutto da marito, perché anche per il lutto ci sono diversi gradi di lutto. Il nero poteva essere indossato per la morte di un genitore, per la morte del marito, per la morte di un figlio, per la morte di un cugino. A seconda del grado di lutto la persona poteva tenere a vita l'abito nero, oppure a seconda della vicinanza, quindi del defunto, lo poteva dismettere dopo qualche mese, dopo un anno, dopo 2 anni, dipende quindi dal rapporto della donna con il lutto. In questo caso roba nera, abiti da lutto, ne abbiamo ritrovato davvero tanti, perché sono gli ultimi abiti che le donne hanno indossato e sono le ultime cose che sono state conservate, perché solitamente gli abiti eleganti venivano seppelliti. E in questo caso abbiamo le 2 varianti, una con lo scialle messo in testa, ma poteva essere piegato anche a rettangolo a seconda dell'occasione, e una un pochino più moderna dove la blusetta, cioè una camicetta di cotone nero, sostituisce completamente i gipponi. E sono proprio le ultime, l'ultimo strascico dell'abbigliamento tradizionale, quando poi si andrà completamente a dismettere questo tipo di abbigliamento. E qui con l'abbigliamento infantile chiudiamo la presentazione degli abbigliamenti e delle ricerche di musei. Volevo farvi notare una cosa: come i bambini non sono vestiti da mini adulti, perché adesso siamo abituati a vedere nelle sagre, nelle feste, bambini con riproduzioni in miniatura di abiti da adulto, quando notate come indossavano, maschio o femmina che sia, abiti unisex, li chiamavano queste vestine bambinetta. Erano semplicemente delle vestine di cotone che venivano poi più o meno arricchite con passamanerie, con pizzi sangallo, dipende appunto dalla possibilità economica anche della famiglia. Vedete anche la felicità di quel bambino a destra. Man mano che crescevano, poi le bambine più o meno all'età quando iniziavano ad andare alle elementari iniziavano a vestire il costume, e i bambini invece iniziavano già col pantalone.
Io con questa vi saluto e spero che questo per il gruppo di musei sia un inizio a crescere sempre di più, perché questa è una base, spero solida, spero che vi sia di aiuto, spero che il Paese continui a collaborare e a dare sempre più fotografie, sempre più testimonianze, sempre più informazioni per poter crescere sempre di più, perché chissà, magari salterà fuori qualche altra tipologia di abito che non abbiamo preso in considerazione, come ad esempio lo scialli ricamato. Se avete scialli ricamati fate sapere a Maura, che così riproduciamo anche quelli. Io vi saluto e vi ringrazio.